Basta, basta vedervi così giocare, ma c'è rotto proprio cazzo, basta, voglio. Ma buonasera a tutti amici, da Napoli l'87, forza Napoli. Voglio, io non posso vedere più giocare il Napoli così, in queste condizioni, non posso vederlo più, già faccio, voglio, non ce la faccio proprio più. Mi metto a guardare serie TV, film, non lo voglio vedere il Napoli così, non lo voglio vedere. Insigne è destra e sinistra, sempre sul destro ti porti la palla, sempre sul destro e fai sempre la stessa giocata. Ormai sei un libro scoperto, ormai tu conosci tutta la Serie A come giochi, ti conoscono tutti, non c'hai voglia di giocare, vattene via, Fabio Ruiz, e basta con sti lanci lunghi, basta. Nemmeno uno ne ha azzeccato. Callejon l'ha preso il culo, non corre più. Che fine ha fatto Callejon? Che fine ha fatto? Mannaggia la miseria, mannaggia. Milik è l'unico che faceva pochi movimenti. Un pallone ha avuto, un pallone gli hanno dato un coppia di piede, stava facendo pure gol. Poi è scomparso pure Milik. Zelinski, ha fatto prestazioni su prestazioni buone e oggi anche lui è morto anche Zelinski. A piedi piccioni pure lui si è messo. L'hanno abituato pure a lui a prendere i piccioni. Io non ce la faccio più, io sbatto, io non ce la faccio più. Io ci fa tutte cose, porca puttana. Come si fa? Ma un gol è Chiesa, come si fa a piano un gol così? Cioè, quattro difensori a marcare, si marcavano tra di loro e Chiesa lo fanno imbucare, lo fanno tirare nel mezzo a loro, gli danno proprio spazio per tirare, dice tira, noi stiamo a chiacchierare, ma come si fa? Come si fa? Che Giospina aveva fatto un salvataggio, 5 di loro in area di rigore a passare il suo pallone, e i difensori si marcano a zona, si guardano in faccia, ma che maronna è? Che maronna è? Isai, per non parlare Isai, che non sa per spingere e messo a dormire con il pallone in coppia di piede e si fa recuperare, Ma che Castrovillo lo facciamo fa Maradona, a Chiesa uguale, a quell'altro sulla fascia, a Lirola. Sembravano Maradona ogni giocatore della Fiorentina. Voglio dare i meriti alla Fiorentina, ma che sia la colpa nostra, perché se noi giocavamo da Napoli non si perdeva sta partita, non si perdeva. Che maronna. Quanti gol, cioè Insigne, l'unico tiro che ha fatto, quel palo esterno da fuori. Quando io dicevo tirate da fuori, porca puttana, volevano entrare con palloni intallati, volevano entrare. La Fiorentina era schierato con 10 difensori dietro e giocava di ripartenza. Il secondo gol ce l'hanno fatto di ripartenza. Ce l'hanno fatto. Chi è? Castrovilla ha fatto il secondo gol, ora non mi ricordo nemmeno, ora è 0 hanno fatto. Poi ci hanno chiuso la partita. Grande gol di Vlahovic, grandissimo gol. Ma là si dorme. Si dorme, nessuno che va a pressarlo. L'hai fatto tirare da fuori area. Come sul primo gol a quello di Chiesa, a guardarlo e farlo tirare. Di Lorenzo difensore centrale, Gattuso. Di Lorenzo difensore centrale, Gattuso. Quando c'è Tonelli in panchina. Luperto non lo potevi mettere prima centrale. Oppure a posto di Luperto, appunto, mettevi Tonelli. Tonelli, che cazzo fa in panchina? Fa la muffa. Younes, che fa in panchina? Fa la muffa. Non giocano mai questi giocatori. Non giocano mai questi giocatori. C'è lo bot che è in panchina, mettilo 10 minuti. Mettilo 10 minuti. Non se ne può più, basta, non ce la faccio più, Cioè, noi di questo passo, veramente si rischia, Io non voglio dire che andiamo in Serie B, perché il Napoli non andrà in Serie B, secondo me non andrà in Serie B, voglio essere sempre fiducioso. Voglio essere ancora fiducioso che possiamo lottare almeno per l'Europa League, ma la Champions leviamocele proprio minimamente dal cervello, perché la Champions non è alla nostra portata quest'anno. Ma voglio essere ancora un po' di speranza la voglio dare per l'Europa League, ma c'è una scelta. Ci dobbiamo svegliare, Ci dobbiamo svegliare. E Gattuso, metti i giocatori nei propri ruoli. Di Lorenzo non si può vedere difensore centrale. Perché sul primo gol della Fiorentina di Chiesa, Di Lorenzo guardava tirare a Chiesa. Insieme a chi lati centrale, Insieme a quell'altro. Niente, Non c'ho più nulla da dire, Sono dissato. Non tengo più niente da dire, Se non hai Fabio Ruiz, Insigne, Allan ha fatto schifo pure oggi, poi è uscito. Questi che non vogliono giocare,
Iato ven, non servite a niente. Se non volete giocare per la maglietta del Napoli, andate via. Il primo sei tu, Fabio Aruzzi, che non ha azzeccato nemmeno mezzo passaggio. E Cagliacon, vieni a giocare come giocava prima, perché molto per sul culo, non ce la fai più. Niente, voglio, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video. Soprattutto venite sotto canale se avete voglia ed iscrivetevi al mio canale. Buonanotte a tutti amici, da Napoleone 87 e forza Napolese sempre.